Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla Splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo di campi di attrazione negativa, di quelle zone anche territoriali che influenzano in modo negativo le persone. Infatti nel mondo cabalistico queste zone sono conosciute anche a livello planetario, ce ne sono, chiaramente portano il loro karma e influenzano, che vogliamo noi, il DNA e via dicendo, il corpo eterico e via dicendo. Quindi è chiaro che quando una persona è nella strada del cammino, al di là di attaccarsi ai social, dove si parla di angeli colorati, genese, reiki, luci, insomma, di tutto quanto, bisogna anche prendere in esame dove viviamo, no? Quindi in questo periodo, no, noi vediamo che ci sono situazioni un po' altalenanti. Nell'Italia di oggi vediamo che ci sono zone produttive, zone meno produttive. Nei comuni, a me è capitato l'anno scorso di viaggiare in una regione ricca del nord e fra un comune e l'altro c'erano delle discrepanze immense. Un comune sembrava che era toccato dalla seconda guerra mondiale, era rimasto alla seconda guerra mondiale e l'altro invece viveva nel 2030. C'era una ricchezza, eppure erano due comuni attaccati. Ma questo si riversa anche nelle famiglie. Ci può essere il ragazzo, due fratelli, un ragazzo che gli si spiega le cose ed è come un alpino e un ragazzo, magari fratello, che gli si spiega le cose e ragazzi ci vuole la dinamite perché lo fa una volta, lo fa due, lo fa tre e alla quarta ritorna ai piedi della scala. Quindi è chiaro che lì una grande influenza è data dal DNA, no? Quindi lì c'è poco margine di manovra, ma in alcune direzioni si può levigare. Prima di tutto però che deve succedere che i genitori devono essere attenti. Certo che come diceva quel calzolaio, se ci sono gente che compra scarpe da 2.800 euro quando il valore reale è di 30 euro per la fabbrica, è chiaro che guerre con gente così non se ne vince. Ma la stessa cosa in casa, uno non è che deve avere 2.800 euro per capire che ha dei figli un po' debolucci, no? Cioè, capite, no? Non è che vostro figlio perché vede un paio di scarpe o una giacchetta che gli piace corre a casa a piangere, voi dovete correre a comprarla. No, dovete spiegargli che le cose bisogna guadagnarsele, come ha spiegato mio vecchio, no? Cioè, anche se lui era pieno di soldi, ogni volta che andavo a piangere, era un calcio nel sedere. Questo serve non tanto per farvi diventare tirchi o duri, ma per spiegarvi ai vostri figli che ci sono comuni, no, ricchi e comuni che sono rimasti all'età della pietra. Questo perché? Perché gli amministratori, chiaramente, quando qualcuno gli doveva spiegare da che parte era il nord, apriva il borsellino e cercava di nascondere le discrepanze che aveva dentro, no? E quindi, di conseguenza, si riversa sui propri figli queste discrepanze. Allora, per tagliare corto, per togliersi queste lagne, per togliersi questi parassiti, perché fondamentalmente questi ragazzi sono dei vasi vuoti, sono delle spugne, sono persone che hanno bisogno di essere riempite. Ma riempite di cosa? Certo che se vostro figlio ogni volta che vede una vetrina che gli piace qualcosa andate a comprargliela, chiaramente quello lì il giorno dopo o fra 20 anni avrà delle difficoltà nella vita e un giorno voi non ci sarete più e ci saranno gli altri che ti torneranno come i bimbi. Avete presente i bimbi quando mettete quel programma e andate a cazzeggiare su Netflix? Ecco, fa la stessa identica cosa. E questo non gli fate del bene, anzi è un sinonimo, non dico di odio, perché Marietta, però si vede che lì non c'è amore, c'è solamente il fatto, basta che non mi rompi i santissimi, gli compro questa cosa qui, poi io corro a fare la santa in giro o il santo in giro. Non funziona così la vita, cari miei. Bisogna stare sul pezzo. Quindi, per bruciare i campi di attrazione negativa, il Marietto vi consiglia di iniziare in questa strada qua. Mm? Prendete questo circuito ideato dal legale Marietto veneziano così da tagliare questi legamenti. Questi legamenti possono essere stati anche dati dalla povertà, cioè magari qualcuno da giovane è nato povero e ha visto la povertà e non vuole che i loro figli vivano questa situazione.
Ma questo è un avvelenamento, non è nulla di positivo. Ai vostri figli gli dovete insegnare ad essere degli alpini e se non ci riuscite vuol dire che voi stessi avete bisogno di una pulizia, di un cammino verso la realtà. Altrimenti troverete e andrete verso dei karma di cioccolato, perché la legge di attrazione, in questo caso qui, il Marietto dice che ha ragione, cioè la gente si attrae a quello che gli assomiglia. Quindi che voi fate i santi, che voi andate nei social a predicare a destra, a sinistra, i frutti parlano di voi. Se voi avete dei figli top, vuol dire che in casa c'è qualcuno di top. Se voi avete dei figli lagna, che ogni volta che succede qualcosa si incominciano a lagnare, o vedo una vetrina con una casa, voglio le Nike da 280, 3000 euro, roba del genere, c'è qualcosa che non va. Allora, se voi avete sposato una calamità naturale così, vi consiglio di prendere questo circuito gratuito, è gratuito, si scarica e si attiva nel sito, no? È stato ideato dal Legare Maledetto Veneziano, funziona, è gratuito e se volete un consulto il Legare Maledetto Veneziano sono qui per voi. Grazie e alla prossima, ciao!